Ha preso il via anche quest'anno dalla splendida tenuta di Naiano a Cavaillon la 57esima edizione della Coppa Città di Cavaillon, una classica imperdibile, quella messa in cantiere con la consueta passione dagli uomini della Bruno Gaiga Campi Antincendi, capitanati dall'ingegner Giuseppe Maccachero. Una società, quella scaligera, attiva sia sul piano agonistico che su quello organizzativo, ed è proprio dalla terra del Bardolino che quest'anno, in una stagione decisamente nuova per questa Coppa Città di Cavaillon, che di solito si gareggiava nel mese di luglio, è tornata appunto a disputarsi questa classica riservata ai migliori allievi del Veneto e non solo. 82 gli iscritti, 71 gli atleti che si presentano ai nastri di partenza proprio nella tenuta di Naiano, e vedete in questo momento viene dato il via ufficiale. In tutto da percorrere sono 66 i chilometri, scanditi dalle 6 ascese alla salita del Rosso, la salita appunto che porta nel cuore di questa frazione affacciata sul lago di Garda. Ed è una gara subito scoppiettante, quella a cui si assiste sulle strade di Cavaillon, perché già nel corso della prima tornata ad allungare sono Riccio della Ausonia Pescantina e Simeoni del team Bosco di Orsago. Transitano questi due corridori al cartello dei 5 giri al termine con 50 secondi di vantaggio sul gruppo. Un gruppo che lascia fare, che aspetta tempi migliori e che sale compatto. Un gruppo che però nelle proprie retrovie inizia già a perdere alcuni elementi, perché la selezione proprio in questa prima tornata la fa il ritmo tenuta dai fuggitivi e quindi dal gruppo, e soprattutto la durezza delle salite affrontate. Grande atteso sulle strade di Cavaillon quest'anno era Davide De Cassan, alfiere della Bruno Gaiga Campi Antincendi, che lo scorso anno era andato a segno appunto su questo traguardo, ma De Cassan rimane fuori dall'azione decisiva. A prendere corpo nel corso della seconda tornata infatti è un attacco tentato da 12 atleti. Questi 12 ragazzi che evadono dal gruppo e transitano al passaggio di Cavaillon con 1 minuto e 30 secondi sui più immediati inseguitori. Un gruppo molto spezzettato alle loro spalle che fatica ad organizzare la rimonta. E questi 12 attaccanti sono Riccio, Farinati e Leonardi dell'Ausonia Pescantina, Negro e Comin della Rinascita Ormelle, Polese della Libertas Scorzè, Zenoni della Awaiki Ronca, Sartori della Cage Capes, Simeoni e Meneghin del team Bosco di Orsago, Zumerle della Officina Alberti e Biasiolo della Cycling Team Ecoi. Intanto alle loro spalle si fatica, vedete, difficile organizzare un inseguimento, e dunque per i 12 battistrada, tenuti d'occhio anche dal presidente della General Store Bottoli Diego Beghini, è via libera. Saranno dunque questi 12 i protagonisti di giornata, quelli che andranno sino alla fine per giocarsi il successo finale. 12 atleti, un gruppetto che però va via via con il passare dei chilometri assottigliandosi, e vedete all'ultimo passaggio sulla salita del Rosso è Giacomo Sartori della Cage Capes che prova ad allungare, ma sulla sua ruota si porta Michael Comin, quindi Ivano Polese e ancora Leonardo Negro e Massimiliano Riccio, oltre a Giacomo Zenoni della Awaiki Ronca. Questi i 6 corridori che si presentano ai piedi dell'ultima rampa di giornata. Parte lungo con la propria volata Giacomo Sartori, ma a superarlo e a cogliere il successo è Michael Comin. Terza piazza per Ivano Polese della Libertas Scorzè, segue Giacomo Zenoni, Massimiliano Riccio e Leonardo Negro della Borgo Molino Rinascita Ormelle, che festeggia anche lui sul traguardo il successo del compagno di squadra. Ma andiamo a sentire il vincitore di giornata ai nostri microfoni. Michael Comin, splendida vittoria qui a Cavaillon Veronese, una gara durissima, però tu l'hai interpretata nel migliore dei modi. Sì, è stata una gara veramente dura, la salita è stata abbastanza selettiva e dopo fin da subito è partita una fuga, e diciamo che ringrazio anche il mio compagno di squadra che nella fuga mi ha dato tanto una mano a tirare e a tenere la fuga per risparmiarmi per questo finale. Era un finale anche abbastanza adatto alle mie caratteristiche e niente, sono riuscito a vincere. Cavaillon è una delle gare più dure del calendario veneto, non manca più di un mese ai campionati italiani, però
Iniziamo a farci un pensierino. Sì, certo, il campionato italiano è la miglior cosa, cioè, la gara più importante dell'anno probabilmente, e cercherò di dare il mio meglio se mi porteranno. Andrea Toffoli, questa Borgo Molino Rinascita Ormelle non si ferma più, continua a vincere, si è sbloccata e anche oggi a Cavaillon ha fatto davvero un capolavoro. Sì, sono soddisfazioni quando si vede che la squadra funziona e corre bene, e quando si raggiungono i risultati ancora di più. Questa è la quarta vittoria, abbiamo fatto oltre i 15 piazzamenti nei 10, anzi nei 5, e speriamo di continuare così. Ci tenevo a far bene una corsa dura come questa perché è in previsione dei campionati regionali del 2 giugno e speriamo di aver imboccato la strada giusta.